voglio ricordare che mentre noi in questo momento stiamo facendo questa conferenza stampa, il nostro personale si trova nella sede del centro servizi in una fase cosiddetta di occupazione, dove cerca attraverso una manifestazione di esprimere tutto quello che è il disagio del momento, ma soprattutto anche quelle che sono le incertezze rispetto a un futuro che credo ogni essere umano avrebbe il sacrosanto diritto di conoscere, soprattutto quando poi il futuro non dipende da te, ma dipende da altri elementi che si sono non solo determinati nel corso di questo periodo, ma che forse sono stati anche talmente resi così poco chiari o un po' nascosti, al punto che giungono in queste festività quasi come una sorpresa. E questo, devo dire, per chi sta lasciando, come nel caso nostro, di amministratori sopravvissuti, perché anche nelle altre conferenze stampa noi eravamo accompagnati dai consiglieri, e quindi voi ben sapete che dal 26 di giugno il Consiglio provinciale non esiste più e che il Presidente della provincia ha sostituito anche il Consiglio provinciale. Ad oggi nessuna funzione, competenza, impegno, responsabilità ci è stata sottratta, tolta oppure messa in stand-by in attesa che qualcun altro faccia, ma noi abbiamo dovuto, e ringrazio la mia giunta nella sua interezza, assumerci tutte le responsabilità come ce le eravamo assunte nel corso dei 5 anni precedenti, consapevoli che non avevamo alcuna copertura, che lo facevamo a titolo di volontariato, ma come si dice comunemente non si può abbandonare una nave quando affonda. Abbiamo ritenuto che anche a titolo di volontari dovevamo continuare questa esperienza fino al 31/12/2014.